Prova. Ok, forse ci siamo, anche se non so da dove arriva. Prova, prova, prova. Anche se non so da dove arriva. Va bene. Prova, prova, prova. Allora va bene anche così. Prova, 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 prova. Oh, diciamo che va bene anche così. Io mi metto questo, ok, microfono live funziona, ok. Allora, dicevo, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa live pomeridiana di Reni J. Sono le 17:42, quasi le 6 meno un quarto di sera, di questo 4 gennaio, di questo mercoledì 4 gennaio 2023, ok? Allora, spero che l'audio arrivi correttamente. Aspettate che controllo. Allora, spero che l'audio arrivi correttamente. Sì, allora, quindi l'audio sono riuscito a modificarlo e a farlo arrivare in qualche modo. Non riesco a capire neanche qual è la fonte, vabbè. Comunque l'importante è che mi sentite. Ok, fatemi vedere se riesco a capire qual è la fonte. Sì, dovrebbe essere quella, vabbè. Ok. Forse è pure troppo alto, lo abbassiamo leggermente, se no va in distorsione. Ok, tanto ho la voce abbastanza alta, abbastanza squillante, quindi mi sentite bene. Oh, chi è connesso in live magari poi me lo scrive. Allora, durante questa live, che sarà anche abbastanza breve, dobbiamo fare l'unboosting diciamo di una busta che è qui sotto. Ho volutamente messo qualcosa qui perché ovviamente il personaggio di cui parliamo io lo seguo da tantissimo. Qui ho preso poca roba, diciamo ciò che avevo a disposizione a portata di mano al volo, perché l'artista che poi andremo a vedere cosa c'è dentro la busta è un artista italiano, è un artista che sono tanti anni che esercita la professione di artista, e diciamo secondo me è conosciuto da tutti, non c'è nessuno che non lo conosce. Ok, ovviamente sto parlando di lui, Lorenzo Giovanotti Cherubini. Questo che vedete che ho in mano, questo tomo che vedete, questo è Backup, la Deluxe Edition di Backup, che lui fece uscire qualche anno fa ormai. Questa è la Deluxe Edition con tanto di CD, di pennetta. Qui dentro diciamo c'è tutto lo scibile di Giovanotti dal 1987 fino al 2012. Lui nel 2012, vedete qui c'è ancora la pennetta, che io me la copiai dentro al PC, c'è la pennetta, Backup. Questo è un libro, un tomo, pieno di fotografie sue, vedete? Fotografie sue del 2012 tra l'altro, quindi fino al 2012, perché ci sono foto sue, diciamo, di tutti gli anni, diciamo. Questa è una raccolta, diciamo, di tutto quello che lui ha voluto condividere con noi fan, i dati che c'aveva, quindi foto, audio, tutto quello che c'aveva. Come vedete qui ci sono anche ovviamente tutti i vari CD, non mi ricordo neanche quanti CD erano. Questo è una cosa spettacolare, questo cofanetto. Qui c'è un CD, non si vede, ma questo è un CD, vedete? Questo è un CD, non voglio qua anche. Questo è proprio un backup, diciamo, proprio l'ha chiamato così, proprio perché voleva essere un stoppiamo, facciamo il backup e poi ricominciamo, andiamo avanti. Questo è un libro, vedete? Sempre con delle foto, però è proprio un libro, ok? E questo si intitola Gratitude. Bellissimo questo cofanetto, ci sono molto affezionato a questo cofanetto. Guardate,
questo fa parte di un'altra cosa. Comunque, ok, poi vi faccio vedere, ma ce n'ho tanti altri. Ho preso così a campione. Questa è una tribù che balla, guardate com'era giovane Lorenzo, guardate. Giovanotti, qua è bellissimo, erano tutte belle queste, ma comunque le canzoni di Lorenzo e soprattutto tutti i CD da studio sono tutti belli. Lorenzo 1994, vedete? Attaccami la spina, Serenata Rap, Penso Positivo, Io ti cercherò, ti è, Viene sera, Penso Positivo, tutti qua dentro stavano. Ho preso qualche vinile 45 giri per farvi vedere, poi ho pure tutti i mix di sta roba qua, cioè i mix sarebbero quelli grandi 12 pollici, quindi come un 33, che poi possono girare sia a 33 che a 45 giri. Questo è il Gimme 5 2 di Giovanotti, c'ho anche Walking, c'ho anche Reggae 87, ce n'ho tanti. Adesso io così per farvi vedere qualche esempio, Mix, Remix and the Rappers, Mix, Remix and the Rappers, siamo o non siamo un bel movimento? Yo brothers and sisters, come on, ragamuffin inside. Sex, no drugs and rock and roll. Sex, no drugs and rock and roll. Tenuti benissimo ovviamente questi 45 giri, anche se l'ho usati tantissimo, No Vasco, no Vasco, io non ci casco. Dall'album La mia moto, bellissimo album anche La mia moto. Stasera voglio fare una festa insieme alla ragazza mia. Stasera voglio fare una festa, prendiamo la moto e via via via. Allora andiamo avanti. È qui la festa? No, ma se ce la fa a tenere il fuoco vi voglio far vedere quanto era giovane qui Lorenzo. Guardate, anche io qui andavo a scuola, qua bisogna leggere che anno erano gli anni 80 qua. Già. Allora, andiamo a leggere che anno è. C e P, P, C, P, C, ci stanno un sacco di numeri. 1988, questo disco è del 1988. È qui la festa? Vedete Giovanotti con le due T rosse. Giovanotti, ok? E poi piano piano lui quest'anno, cioè la scorsa estate, se ne è uscito con il Giova Beach Party 2. Quindi ha fatto un'altra volta il Giova Beach Party. Questo è un vinile del primo Giova Beach, che diciamo non è che lui aveva fatto un vinile con registrati i brani che lui suonava durante il Giova Beach, cioè un live, no, perché a parte che era impossibile, i Giova Beach Party iniziavano alle 2 di pomeriggio, anche se non era lui diciamo, a presenziare sul palco per tutte quelle ore, ma finiva tardissimo, fino quasi a mezzanotte, quindi diciamo era più una festa che un concerto, ok? Il Giova Beach Party è qualcosa di particolare. Io purtroppo non ci sono andato a nessuno, però li ho seguiti, ho visto le live delle persone che ci sono andati, pure i filmati registrati. Deve essere stato un qualcosa di spettacolare il Giova Beach Party. Quindi io rinnovo i complimenti a Giovanotti per aver organizzato una cosa così grande come il Giova Beach Party. Non sono cose semplici da organizzare sulle spiagge, ovviamente c'è sempre stato qualcuno che gli ha dato contro per diversi motivi, ma ovviamente niente va tutto liscio, tutto preciso. Questo invece è un altro bellissimo disco che mi pare che si trova ancora su Amazon. Giovanotti, Giova Lorenzo sulla Luna, vedete? Ma questi sono soltanto degli esempi, qua ci sono dei brani molto molto belli. Notte di luna calante, Chiaro di luna,
La faccia della luna, luna rossa, guardate che sono tutti molto belli. E poi qui vi ho fatto vedere, io ovviamente ho anche la prima stampa dell'epoca, ho la prima cassetta, quindi questo io ce l'ho sia su cassetta e poi ce l'ho su doppio vinile, perché un vinile, quello che sta giù in sala hobby, è la prima stampa e questa è la ristampa per il 30° anniversario, vedete? E in questo caso c'è una bonus track che è Walking, che non era presente nel 33 giri originale, mi pare che era pure quello del 1987, no, 88, ecco, era dell'88 la prima uscita di Jovanotti for President. Questo fu prodotto ovviamente, come leggete bene qui, da Claudio Cecchetto, che lo trovò a Jovanotti e gli diede parecchie possibilità, andò pure in televisione, su Italia 1, DJ Television, Radio DJ, insomma Jovanotti, secondo me, tutto il successo che ha e che ha avuto, se l'è meritato tutto. Lui è uno di quelli che se l'è sudato il successo veramente, anche se in quegli anni, diciamo, ce n'erano parecchi di cantanti nuovi che emergevano, però diciamo che lui è uno di quelli che se l'è sudato veramente, forse proprio come quelli degli anni 60, come io oramai diciamo, lui è nato, è riuscito diversamente da tutti gli altri, forse Celentano che prima cantava tutto in un altro modo, poi pure lui ha modificato la sua musica, però come Jovanotti secondo me nessuno. Lui andava in giro a fare Give me five, alright, give me five, e poi arrivato a fare A te, Per te, dei brani che sono poesie portate in musica, cioè quindi ha saputo plasmare nel tempo la sua musica, ma poi facendo uscire sempre album azzeccati per il momento storico in cui uscivano. Quindi io questo è un merito che non gli posso togliere a Jovanotti, ma a Lorenzo. Ma andiamo, allora, prima di aprire questo, parliamo appunto di questo simbolo che vedete qua, che è il simbolo della discoteca laziale. Vedete? Vi faccio leggere l'indirizzo: via Giolitti 257 263 Roma, telefono 06 44 71 4500. Ok? E questa è la discoteca laziale. Io mi reco sempre molto volentieri, come ho già detto in altre live, presso questo negozio di dischi, un grandissimo negozio di dischi che sta a Roma, in zona Roma Termini, Piazza Vittorio Emanuele. Ancora hanno tantissimi vinili nuovi, loro non trattano l'usato, hanno tantissimi CD, tantissimi vinili, hanno anche dei libri, quindi anche libreria la discoteca laziale. Però hanno tantissimi vinili, tutti belli ordinati, esposti. Guardate, lì dentro è il tempio della musica nel vero senso della parola per quanto riguarda il vinile e il CD. Diciamo, io vi consiglio a tutti quanti di fare un salto alla discoteca laziale per andare a vedere appunto ciò che c'è. Allora, andiamo a sballare. Ovviamente l'avevate capito che qui dentro non poteva che esserci l'ultimo doppio vinile di Lorenzo Jovanotti Cherubini, il disco del sole. Io, come sapete, questi non li sballo perché sono molto geloso di questi vinili, poi me la vado a sentire ovviamente la musica. Allora, ciao Willy, buonasera. Sì, io faccio sempre un po' di presentazioni per poi andare a parlare prettamente del vinile che poi abbiamo sballato. Allora, questo vinile, questo disco, questo LP è uscito. Ciao Willy, stai sia su Facebook che su YouTube. Grazie. Allora, questo doppio LP è uscito sia su vinili neri in edizione normale, sia questa che è l'edizione limitata, numerata e colorata. I vinili dentro adesso non ve li faccio vedere, ma tanto se andate su non so se ci sono ancora, perché questa era una tiratura ultra limitata. Guardate che numero è questo: 913 di 1000. Quindi quando io l'ho preso
già erano quasi tutti venduti, anche perché questa è una, è un'iniziativa discoteca laziale, ok? Quindi diciamo queste 1000 copie le ha stampate la discoteca laziale in questa versione colorata, e quindi è una versione limitata e numerata. Allora io colgo l'occasione durante le mie live anche per spiegare che differenza c'è tra una copia, un picture disc, un disco colorato, un disco marbled, un disco a tiratura limitata, un disco numerato, un disco autografato. Allora vediamo di fare un po' di chiarezza, va. Tanto noi abbiamo visto che questa è una copia in edizione limitata numerata, ok? Allora può capitare che ci sono delle edizioni di vinili che sono in edizione numerata ma non limitata. Vuol dire che i vinili hanno un numero ma ne hanno solo uno, cioè il numero della copia che voi avete. Che ne so, pensiamo a questo se non ci fosse stato il 1000. Che ne so, io ho la copia 913. Ovviamente nulla vieta alla casa discografica, che ne so, dice oh ne abbiamo stampate 2000, vendute tutte, numerate fino a 2000, nessuno gli vieta di partire da 2001 e stamparne altre 2000, ok? Quindi quelle sono copie numerate ma non limitate, ok? Poi ci sono quelle come questa, limitata numerata, che quindi effettivamente uno dice io ho la copia 913 di 1000, quindi ne sono state stampate 1000 e come questa non ne verranno più stampate. Magari faranno dei colori diversi, magari faranno, ma adesso mi pare che questi sono arancione e giallo, mi pare che sono i due colori di questi vinili, magari lo fanno blu e viola, però non è questa versione qua, e quindi ne faranno magari in altre 1000 di altri due colori, ok? Poi ci sono i picture disc. I picture disc quali sono? I picture disc, per fare un picture disc viene presa un'immagine, diciamo per il lato A e un'immagine per il lato B. Poi viene usato il vinile, quello trasparente, ok? Quindi il vinile che ne risulta essere quasi un quadro, perché viene messo sul giradischi proprio con tutta l'immagine che si vede che gira, ok? E quello è il picture disc. Poi ci sono i colored vinyl, come in questo caso, quindi questa è un'edizione limitata, numerata, colorata, cioè questo dentro ci sono dei vinili colorati, quindi viene usato non il vinile, diciamo, chiamiamola tra virgolette plastica nera, ma viene usata una plastica colorata, tutta di un colore, quindi i colored vinyl sono sempre gialli, verdi, azzurri, di tutti i colori si trovano. Ormai su Amazon si trovano colored vinyl di tutti i colori veramente, e niente, e quindi viene usata questa plastica, questo vinile, che non è proprio plastica il vinile, però per semplificare chiamiamola plastica, questa plastica colorata per poi fare nella pressa il vinile. Ci sono poi quelli marmalade, cioè viene da tradurre come marmoreo, però sono quelli striati, quelli diciamo per farli vengono aggiunti dei pezzettini di vinile colorato alla palletta di vinile tutta di un colore, e quindi vengono, che ne so, rosa con le striature viola, a seconda dei pezzettini che vengono messi sopra di che colore sono. Quindi quelli sono i marmalade, sono molto belli, ce ne ho diversi io di marmalade. Poi ci sono addirittura i vinili di 3 colori diversi. Io ultimamente ho fatto vedere quello dei Pink Floyd, che sono 3 colori che si fondono insieme, ma sono 3 colori distinti. Quindi il vinile viene come se fosse una bandiera divisa in 3 colori distinti, e quello è ancora più complicato, perché bisogna prendere 3 palline, chiamiamole così, di vinile, metterle una accanto all'altra. Il peso è anche molto importante, totale, e quindi vengono schiacciate insieme nella pressa, si fondono insieme e quindi vengono di 3 colori diversi. Io ho quello dei Pink Floyd che mi è piaciuto parecchio, ed è di 3 colori diversi. Molto bella anche questa tecnica di fare i vinili. Molte di queste tecniche le abbiamo cominciate ad usare parecchio
solo ultimamente, perché negli anni 80-90 i vinili erano il 90% neri, poi se ne trovava qualcuno colorato, ce n'erano qualcuno bianco. Io ho i 3 vinili degli 883 che erano di 3 colori diversi, Remix 94 mi pare che si chiamava, e quelli erano giallo, arancione e rosso, molto belli, però erano tutte tirature limitate. Poi gli 883 hanno fatto sempre dischi particolari, non ci scordiamo che esistono i picture disc di La donna, il sogno e il grande incubo, bellissimo, c'ho la prima edizione io, quella che poi c'era tutto il plastico di cartone da costruire, in cui dietro il vinile era, diciamo, faceva da sfondo a tutto questo paesaggio con questi rami, me lo ricordo, l'avevo montato bellissimo il vinile degli 883 colorato. Poi c'era sempre degli 883 il remix di Come Mai, che era totalmente trasparente, quando lo mettevi sul giradischi non trovavi mai la traccia perché è trasparente, quindi vedevi sotto il panno del giradischi, quindi con le luci soffuse pure della discoteca, delle feste, dove stavi lavorando era molto complicato. Meno male che c'è il preascolto, quindi col preascolto in cuffia si risolveva il problema, e quindi non bisognava neanche andare a cercare appunto dove finiva una traccia e ne iniziava un'altra. Di altri molto belli, quale mi ricordo, ma ce ne stanno tantissimi comunque. Ultimamente poi c'è Crazy Frog, se andate direttamente su Discog, se scrivete Crazy Frog, i dischi di Crazy Frog molti sono picture disc e sono anche molto ben disegnati, molto ben fatti. Un altro picture disc ultimamente preso, molto molto bello, è quello dei Queen, Bohemian Rhapsody, colonna sonora del film. Io ho preso sia la versione col doppio vinile nero, tra l'altro mi pare che quella è limitata, e ho preso anche la versione con il doppio picture disc. Sono 2 picture disc, colonna sonora OST Original Soundtrack del film Bohemian Rhapsody dei Queen. Pure quelli sono bellissimi picture disc. Ovviamente poi non posso non nominare il picture disc che io preferisco in assoluto e reputo il più bello che sia mai stato fatto, che è quello di Michael Jackson. Ok, lo trovate, Dangerous non mi veniva. Dangerous di Michael Jackson è qualcosa di spettacolare come picture disc. L'ho preso, anche quello è un doppio picture disc, ed è pieno zeppo di particolari. Se voi andate a cercare e ci andate con un lente di ingrandimento, con un cellulare ad ingrandire le varie parti, vedrete che dentro una parte piccola c'è disegnato, quindi hanno preso un'immagine bellissima, che poi è la copertina del disco, e ne hanno fatto un picture disc fatto molto bene, quindi quello è super consigliato. Ok, quindi poi ci sono le edizioni autografate, non c'è bisogno che ve lo spiego, sono quelle in cui l'autore mette la sua firma. Io ce n'ho tantissimi, ho dischi autografati di Cristina D'Avena, ce n'ho autografati anche adesso non mi vengono, comunque ce n'ho tantissimi autografati. La prima che mi è venuta in mente è Cristina D'Avena, perché ce n'ho veramente tanti di vinili autografati da lei, però ce ne stanno tanti che ce n'ho autografati anche da altri artisti, adesso non mi ricordo bene. Allora, quindi abbiamo visto il disco del sole, e qui diciamo ci sono scritte tutti i brani contenuti. Questo è il primo disco e questo è il secondo disco. Ovviamente questo è un gatefold, già lo vedo, cioè si apre al libro, e i vinili si prendono da qui sopra. Ok, io non lo voglio aprire per adesso ancora non lo voglio aprire. Mediterraneo, io purtroppo è scritto blu su una carta millimetrata blu, non so se si riesce a vedere, questa è carta millimetrata, cioè ci sono anche i quadratini piccoli, e quindi quasi riuscirei a leggere meglio sul monitor del PC che non sul vinile. Allora,
La primavera, I Love You Baby, Sensibile estate, Un amore come il nostro, Tra me e te, poi qua c'è Ricordati di vivere, Il primo battito, Non dimenticar, poi c'è Mediterraneo, come l'ho già detto prima, Alla salute. Alla salute è quello che lui ha girato a Scilla, a Scilla, è il video molto molto bello, andatelo a cercare su YouTube. Ma Alla salute è un brano che non solo è molto allegro, molto molto ascoltabile, ma anche il video è molto bello, girato a Scilla, in quelle zone là, quindi in Calabria. Ok, poi c'è Corpo a corpo, poi c'è Se lo senti lo sai, In viaggio, E si fa bello per te, Il boom, c'è pure il boom, di cui lui fece uscire un 45 giri che io non ho preso perché purtroppo i 45 giri, abbiamo parlato più volte dei 45 giri, no? I 45 giri sono questi 7 pollici piccolini in cui normalmente c'è una canzone lato A e una canzone lato B. Questi, diciamo, 45 giri all'epoca costavano molto poco, ho fatto vedere più volte che costavano circa 2000 lire, quando un disco mix costava tra le 8 e le 12.000 lire se era italiano, se era di importazione poteva costare tra le 12 e le 15.000 lire, un disco mix, mentre un LP, un 33 giri, arrivava a costare tra le 18 e le 25.000 lire, diciamo, no? E quindi questa era la versione più economica possibile diciamo, della musica su vinile, costava 2000 lire, ok? Adesso questi sono arrivati a costare 15-20 euro, 25, alcuni si fanno pagare 30 euro un 45 giri con 2 brani. Non è possibile spendere tutti questi soldi per un disco piccolino come questo, assolutamente. Dal mio punto di vista non è giustificato in nessun modo il costo così elevato di un 45 giri. Qua, come ho sempre detto, un disco, un LP nuovo ha ovviamente i costi di produzione e ovviamente c'ha i diritti d'autore anche da pagare su tutti i brani che stanno qua dentro, ma lì ce ne so 2 di brani, cioè quindi non è giustificato il prezzo così alto di un 45 giri rispetto poi ai 33 che non costano tantissimo. Io questo mi sembra che l'ho pagato circa 39.000 lire doppio vinile, doppio LP, ok? 39, sì, 39.000 lire, 39 euro, no, 39.000 lire, 70 euro, 80 euro l'ho pagato. Vabbè, comunque 39 euro, calcolando che tanto adesso purtroppo con l'inflazione e tutto quello che è successo, diciamo, si pensa sempre 1 euro 1000 lire, è quello che ci ha fregato, perché effettivamente se noi parlavamo di 20.000 lire dovevamo pagarlo 10 euro questo, però questo se parliamo di 2.000 lire lo dobbiamo pagare 1 euro, non va, non funziona così. Quello adesso sta intorno, guardate, io non li ho mai trovati sotto ai 10 euro sti 45 giri adesso attuali, quelli che escono adesso, quindi purtroppo è troppi soldi, più di 20.000 lire un 45 giri è esagerato, non è giustificato questo aumento così di prezzo, non è neanche raro perché ne stampano pure tanti. Quindi allora vi ho fatto vedere, abbiamo fatto l'unboxing del disco acquistato presso la discoteca laziale sita in Roma Termini, a Roma, il disco del sole di Giovanni. Guardate che bella copertina, comunque pure questa bellissima di copertina, questa avrebbe meritato un picture disc, diciamo, questa qui così, proprio così come la vedete che c'è il cerchio qua intorno con scritto il disco del sole, avrebbe meritato un picture disc. Chissà che un domani Lorenzo non lo faccia un picture disc proprio con questo disegno tutto intorno, vedete? È bellissimo, verrebbe proprio un bellissimo picture disc. Va bene, allora questa live è durata circa una mezz'oretta, mi fa piacere. Allora, come sapete io ho tantissima carne al fuoco, quindi devo fare tante live,
tra l'altro anche come Reni Retro c'ho parecchio materiale da farvi vedere, c'ho parecchio materiale, diciamo, come Reni J. Dobbiamo cominciare l'archivio di tutti questi vinili, che sennò non so più neanche dove cercarli. C'ho materiale come Reni Tune pure, c'è tanto materiale da far vedere, tanto materiale da riordinare, quindi diciamo che c'è carne al fuoco per questo canale, e quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella, perché purtroppo l'unica limitazione che io ho è che non posso preventivare niente. Io quando ho quel minimo di tempo per fare una live attivo tutti i sistemi tecnici informatici che ci abbiamo qui, un computer vecchio come il cucco, e vado in live, e così ci vediamo e possiamo vedere insieme quello che ho io da mostrarvi. Detto questo, io vi invito a visitare, innanzitutto seguitemi su Waveful, trovate il link in descrizione. Waveful, un social network tutto italiano, seguitemi anche lì, che lì sono molto attivo. Sono attivo anche su Telegram, sono attivo su Facebook, sono attivo su TikTok, anche su Twitch, infatti adesso siamo in live anche su Twitch, quindi diciamo sono attivo su quasi tutti i social, quindi se mi volete trovare come Reni J o come Renato De Vita mi trovate un po' ovunque. Andate anzi a visitare i siti che compaiono qui sulla scritta che gira, su questa scritta. Uno è www.classe74.it, che è il mio sito principale, poi c'è ovviamente legolando.it, che è il sito dedicato prettamente ai Lego. Lì giù vedete ovviamente lo shuttle di Lego, alla fine è andato a finire in vetrina. Questo è lo shuttle di Lego, ma a breve dovremo far vedere anche questo. Questo lo monterò insieme a mia figlia, penso che lo faremo in live, bellissimo. E poi ho anche il bambino di The Mandalorian, regalatomi da mio fratello. La busta sta lì, non so se riesco a farla vedere, la busta con scritto Lego, eccolo qui, questo è la busta gialla dei Lego, e lì c'è il bambino, pure quello lo faremo in live, magari in 2 o 3 episodi, perché quello è complicato, non è facile da montare. Poi c'è starwarsstore.it, sempre parlando di The Mandalorian. Star Wars è dedicato tutto interamente alla galassia lontana lontana, ok? Quindi andate a visitare anche il mio sito www.starwarsstore.it. E poi ci tengo tantissimo al mio sito, il mio sito dedicato alla musica, che è renijstore.it. Dentro Renij Store troverete tutto ciò che riguarda, diciamo, la musica vista dall'utente. Quindi non ci sono strumenti musicali, ci sono giradischi, ci sono lettori CD, ci sono amplificatori, casse, insomma tutto quello che serve per ascoltare la musica. E poi c'è il mondo del vinile.it, a cui sono molto affezionato, essendo io un grandissimo collezionista di vinili, ok? Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, che quasi sicuramente la farò domani, quindi ci vedremo senz'altro domani, non so se domani mattina o domani pomeriggio, spero domani mattina di poter fare una live, così continuiamo a sballare altri pacchetti che ci ho sparsi per casa, e niente, vi auguro una piacevolissima serata. Sono le 6:15 in questo momento di questo 4 gennaio 2023, ok? Ringrazio tutti di essere stati con me, un attimo che prepariamo la sigla finale, ok? Così ci salutiamo e ci vediamo domani quasi sicuramente, o alla prossima live. Grazie a tutti di essere stati con me, buona serata da Reni J, grazie a tutti, ciao!